Dal giallo al rosso, il blu come linea di confine. Siamo entrati in zona futsal, c'è il derby tra Feldi Eboli e Real San Giuseppe a tenervi incollati agli schermi. Si gioca la 23esima di Serie A qui al Palasele. Riquer versus Fernandez, Romano versus Duarte, panchine e capitani contro. Non c'è più spazio per la poesia, è ora di scendere in campo. Diamo allora lettura delle due formazioni per gli ospiti del Real San Giuseppe. Numero 1 Montefalcone, 7 De Luca, 8 Duarte, 11 Ciano, 14 Napolitano, 18 Raù, 19 Alex, 5 Follador, 22 Molitierno, 30 Pedrigno, 55 Sababti, 89 Portuga, 91 Mele, 99 Lisandro. L'allenatore è Julio Fernandez. Per i padroni di casa della Feldi Eboli, numero 3 Dalcin, 4 Romano, 8 Pattias, 9 Caruso, 10 Danicino, 11 Tres, 12 Ielmi, 19 Pasculli, 21 Grello, 22 Luisigno, 24 Caponigro, 25 Vitale, numero 2 Moura. L'allenatore è Alberto Riquer. Presentiamo anche gli arbitri dell'incontro: il signor Caraccozzi di Foggia e il signor Andolfo di Ercolano. Al crono il signor Faiella di Castellammare di Stabia. Le squadre sono già pronte, vediamo i quintetti scelti dai due allenatori: Dalcin, Grello, Luisigno, Pattias e Romano. Per la Feldi risponde invece il Real San Giuseppe con Molitierno, Pedrigno, Duarte, Lisandro ed Alex. A dare il calcio d'inizio sarà la Feldi, che attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo in completo rosso-blu. Risponde in maglia gialla e pantaloncini blu con calzettoni gialli il Real San Giuseppe, che attaccherà da destra verso sinistra. Ultime indicazioni da parte del signor Caraccozzi, fischietto in bocca e si parte. È iniziato il derby. Primo possesso per gli uomini di Riquer con Gabriel Grello che scarica palla per Carlos Dalcin. Subito in avanti dove c'è Alessandro Pattias che scarica a sua volta per Luisigno. Si chiude l'1-2 con Romano. Primo squillo dopo 20 secondi della Feldi Eboli con Luisigno Brizzi. Ha provato subito a sorprendere il Real San Giuseppe la Feldi con questo 1-2 tra Luisigno e Romano. Proprio Luisigno si è presentato a tu per tu con Molitierno, ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Adesso gira palla il Real San Giuseppe, che si appoggia dall'imperatore Lisandro. Duarte, Pedrigno, Duarte cerca e trova in avanti Alex, che tiene la palla in campo, prova a prendere il centro, poi scarica. Si va da Elisandro, che vorrebbe puntare Romano, lo supera Elisandro. Para Dalcin, si presenta così Elisandro con questa giocata sull'out sinistro. Adesso prova ad uscire dalla pressione portata dal San Giuseppe la Feldi, lo fa bene con la palla che arriva a Sergio Romano, che apre il piatto destro. Il suo tentativo però finisce alto. Lungo il rilancio di Molitierno. Allora imposta Sergio Romano per la Feldi. Gabriel Grello, su di lui c'è Pedro. Si va da Pattias, che non ci pensa su due volte sulla pressione di Duarte. La mette in rimessa laterale. Se ne incarica proprio Vinicius Duarte. Alex prova il tiro, può ripartire la Feldi con Gabriel Grello.
Scarica per Luisinho che prova a metterla sul secondo palo dove c'era ben appostato Patias. Fa buona guardia però la difesa del Real San Giuseppe. Palla scaricata per Grello, cerca sul profondo Romano che non riesce a controllare nel modo migliore la palla, l'ha già recuperata però la Feldi, con Patias che non riesce a chiudere l'1-2 con Luisinho. Elisandro Duarte, palla che arriva a Moliterno, sbaglia il passaggio per Alex. Luisinho, cade Alex, non ne approfitta Luisinho che adesso riceve da Grello. Ancora Gabriel Grello, si chiude nella propria metà campo il Real che adesso, guidato da Duarte, sale in pressione, riceve allora Patias al centro del campo, scarica all'indietro per Luisinho. Patias prova a superare Pedro che tiene bene, eccolo Pedrinho, chiuso proprio da Patias, non hanno fatto amicizia i due, Pedro Guedes e Patias, che adesso però si danno il 5. Alex supera Patias, scarica per Elisandro, la palla resta lì, alla fine Dalcin che fa ripartire proprio Patias. Grello, Patias cambia lato ancora per Grello che va a calciare col mancino, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo in favore della Feldi Eboli. Batte Grello, scucchiaia per Patias che si coordina bene ma è attento sul primo palo Moliterno. Altro corner, Grello tocca per Patias che prova di prima intenzione a metterla forte al centro, ancora Grello, palla recuperata però dal Real con Pedrinho che si fa tutto il campo, va a calciare, viene chiuso da Sergio Romano. Ora Patias per Luisinho, toccato da dietro da Duarte che viene richiamato dal signor Caracozzi. Primi cambi per entrambe le squadre, entra De Luca nelle fila del Real San Giuseppe, Tres e Caruso invece per i padroni di casa della Feldi Eboli. Eccolo Tres, Luisinho, Grello, due su di lui, alla fine serve Dalcin, Luisinho, Caruso non riesce a tenerla, Duarte poi impreciso con il passaggio di prima intenzione alla ricerca di Alex. Luisinho in difficoltà, una palla scomoda a Grello che poi
restituisce la sfera precisamente a Luisinho, che prova il numero. Luisinho con la manona, Moliterno a dire di no al numero 22 della Feldi. In controtempo Moliterno con la mano destra a chiudere questo tentativo di Luisinho, che si è presentato già 2 volte a tu per tu con il portiere del Real San Giuseppe della nazionale italiana. Tanto Elisandro prova a girarsi, tira col mancino, si distende dal Cin e la mette in corner. Elisandro scambia con De Luca, poi la bomba parata dal Cin, riparte Tres, 2 contro 1. Tres prova a metterla, ma Duarte in estirada chiude. Caponigro prova a battere velocemente, ma regala la palla al Real San Giuseppe con Ciano, ex di questa partita, che serve Sabapti. De Luca all'indietro da Moliterno, ancora per Max De Luca. De Luca non guarda Portuga e sbaglia il passaggio. Caruso cambia lato, bene per Davide Moura, che ricomincia da Tres. Caponigro prova a calciare, chiuso da Portuga. Sabapti, laterale Feldi Eboli. Moura tocca per Caponigro, ribatte Sabapti, ma viene assegnato invece il fondo. Forse c'è stato il tocco allora di Caruso sulla ribattuta di Sabapti. Intanto Portuga prova a metterla giù, non ci riesce. Dal Cin mette in difficoltà Moura, recupera palla il Real. De Luca messo giù da Tres. Primo fallo commesso dalla Feldi Eboli. Rientrano Alex ed Elisandro per questo calcio di punizione. Sulla palla va proprio Alex. Alla sua destra De Luca, più defilato Elisandro. Sul primo palo c'è Portuga, uno in barriera e uno sul palo per Dalcin. Alex calcia, Dalcin la mette in angolo. De Luca per Alex, prova a metterla sul secondo palo, allontana Moura. De Luca serve Sabapti, che attende la pressione della Feldi. Poi De Luca la mette al centro dove arriva Moura prima di Ciano e guadagna anche la rimessa laterale. Manicino va da Tres, bucata per Moura e poi va da Caponigro, pressione di Sabapti, la palla è ancora della Feldi che ricomincia da Dalcin.
a prendersela Caponigro. Non c'è nessuno tra le linee per la Feldi, allora Tress prova a cercare in avanti Danicino, chiude Ciano. Tress scambia con Danicino, va a calciare, guadagna il calcio d'angolo. Sulla palla Tress, movimento di Caponigro, ne è servito Danicino che ci prova. Un mancino troppo debole per impensierire Moliterno. Ricomincia il Real con Portuga che perde palla. Allora Moura, serve Tress, col petto Moliterno. Poi Sababti prova ad uscire dalla pressione. Adaciano prova a far carambolare il pallone su Moura, non ci riesce. Protegge Pallaciano che alla fine guadagna questa rimessa dal fondo. Ha rischiato con quella palla persa Portuga, con Tress che è andato a calciare a tu per tu con Moliterno. Attenzione proprio a Portuga adesso che libera il mancino dal Cin e poi Moura a liberare. E Luca la alza per Sababti, viene fischiato un blocco irregolare a Ciano che non è d'accordo con la decisione del signor Caracozzi. Riprende il gioco, trascorsi 7 minuti e 40 secondi, ancora 0-0 al Palasele. Danicino prova la genialata per Caponigro, aveva intuito però le intenzioni del numero 10 della Feldi Portuga. È ripartito il Real con Sababti che non riesce a superare Davide Moura. De Luca. Ciano. Serve bruttissimo pallone a Portuga, molto alto, infatti non riesce ad arrivarci il numero 89, capocannoniere dei giallo-blu con 15 reti in campionato, alla sua prima esperienza fuori dal Brasile. Proprio Portuga che adesso chiude su Luisinho. Ancora Luisinho ad Romano, la rivorrebbe tra le linee. Romano invece sceglie Patias che però viene anticipato da Pedrinho. Allora Duarte, ancora per Pedrinho, deve ricominciare. Alex prova l'imboccata murata da Moura, poi prova Duarte a mettere una palla velenosa al centro, non ci arriva nessuno. Mentre il signor Caracozzi richiama le due panchine, riprende il gioco. Feldi in possesso. Luisinho sulla lungolinea per Grello che ha un po' di spazio, prova a superare Duarte che si mette davanti e guadagna anche il fallo. Si chiariscono adesso Duarte e Grello dopo questo fischio del direttore di gara.
Può battere Duarte adesso, va da Alex, trova l'imbucata per Elisandro, ancora Alex, la puntata dal chin, si fa trovare pronto. Alex si isola contro Romano, poi sceglie Duarte, Duarte ci prova, Murato, ancora Alex, prova ad andare via su Patias, finisce giù, non c'è fallo, già battuto il laterale dalla Feldi. Ancora Patias, guadagnare, rimessa laterale per i suoi. Da Grello che prova a calciare, alto il suo tentativo, Alex, bella l'imbucata per Pedrigno in uscita dal chin, ci mette una pezza. Duarte scambia con Pedrigno, imbucata per Elisandro, ancora fuori per Duarte, Duarte la tiene, la mette dentro, respinge Romano che fa ripartire la Feldi, Luisigno sceglie di convergere, messo giù da Pedro, non fallosamente, quindi sarà laterale per il Real San Giuseppe. De Luca, Alex isolato sull'out sinistro contro Luisigno, prova a prendere il centro, scarica per il mancino di Elisandro, troppo strozzato. La ricerca del varco giusto, le due squadre. Trascorsi quasi 11 minuti di gioco, punteggio fermo sullo 0-0, ma non sono mancate le occasioni da entrambi i lati. Luisigno adesso il difficile compito di liberarsi di Elisandro, riesce a guadagnare messa laterale. Grello, Patias, spalla alla porta, lotta con De Luca, sbaglia il passaggio. Il rilancio di Moliterno, la testa di Grello, Romano riesce a servire Patias che serve ancora Romano che ci ha provato con l'interno destro, non ha trovato lo specchio della porta, eccolo che rivediamo il tiro di Romano. Buono l'1-2 con Patias, meno buono il tiro del capitano della Feldi, già dall'altro lato con Alex, due su di lui, chiuso proprio da Sergio Romano. Grello va al rilancio sulla sfera Moliterno, altro rilancio del numero 22 del Real, palla che poi gli ritorna, adesso la mette a terra. Alex prende il centro del campo, serve in profondità Sababti che però si era fermato, voleva la palla tra i piedi. Anche Romano avrebbe voluto
lo scatto di Luisinho, che però era rimasto fermo. Sabapti si allarga ancora una volta Moliterno. Ora Alex prova a danzare sulla palla, face to face con Luisinho, poi Elisandro. De Luca si propone sul lungolinea, Elisandro chiude Sergio Romano. De Luca all'indietro per Alex, prova a dar ritmo ai suoi, il numero 19 del Real San Giuseppe. Ora Elisandro, eccolo Alex, sfrutta il blocco di Sabapti e allarga per De Luca. Ancora Sabapti, vediamo se puntano. C'è ancora una volta Alex, viene fischiato un altro blocco irregolare al Real San Giuseppe, questa volta di Elisandro. Terzo fallo commesso dal Real San Giuseppe. Luisinho, cambia lato per Romano, cerca sul lungolinea Grello, sbarra la strada Massimo De Luca. Luisinho, Romano, bucata per Caruso, il piede di Sabapti per la rimessa laterale a favore della Feldi, con Romano che sceglie di ricominciare da Dalcin. Ripartire l'azione, Grello che scambia con Luisinho, ancora Grello, va da Caruso, si fa vedere Romano che riceve, Romano prova il tunnel su Sabapti, riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Grello la alza per Luisinho, Sabapti devia, è un calcio d'angolo. Ancora palla scucchiaiata, questa volta male da Grello, altra rimessa però per i rossoblù. Luisinho ci prova, colpisce Portuga. Tres, Grello, prendersi la palla nella propria metà campo Caruso, ancora da Grello, Portuga su di lui, non lo molla, allora si appoggia a Dalcin che calcia il più lontano possibile, dove però non c'erano giocatori della Feldi ma solo Moliterno. Ora Portuga, una scelta difficile da comprendere, regala praticamente la rimessa ai ragazzi di Richer. Imposta Tres con Davide Moura sul lungolinea Caponigro. Tres prova ad accendersi, in aiuto chiude Sabapti. Caponigro, tiro alto, rilancio di Moliterno ancora una volta impreciso, 4 contro 3 per la Feldi con Moura che va da Caponigro, che la mette in maniera debole al centro. Riparte Portuga, prova a chiudere proprio Caponigro, Portuga la tiene e serve Ciano.
De Luca prova a servire su lungolinea Portuga, palla che finisce fuori. Laterale battuto da Tres con Moura che rilancia male direttamente per Molitierno. Palla velenosa che Sababti tiene in campo evitando il calcio d'angolo, costretto però a regalare la rimessa alla Feldi. Moura prova a puntare, Moura libera il mancino, vorrebbe il tocco di Molitierno che non c'è stato per i direttori di gara. Pedrinho, Sababti non riesce ad arrivare sulla palla Ciano. Moura chiama il movimento a Caponigro, poi sceglie Caruso che viene contenuto da Sababti, che poi viene sostituito da Duarte. Portuga 1-2 con Pedrinho, Molitierno, Duarte va a cambiare lato, Tres la mette giù col petto, Dalcin in difficoltà con la punta, la butta via. Chiede scusa Duarte a Pedrinho per questo passaggio. 3:50 al termine del primo tempo, ancora reti inviolate al Palasele. Pedrinho su lungolinea per Ciano che la mette dentro per l'1-0 del Real San Giuseppe, il più classico dei gol degli ex di Ciano. Sblocca il derby Ciano a 3:40 dal termine della prima frazione di gioco. Eccolo il gol, guardate dove l'ha messa col destro Ciano, che poi esulta. Adesso deve rincorrere la Feldi Eboli, che è sotto di una rete. Ci prova Danicino a puntare proprio Ciano, si allunga troppo il pallone. Duarte, passaggio rischioso per Ciano, non riesce però nell'anticipo Davide Moura, avrebbe avuto tutto il campo davanti a sé. Danicino, e la palla dall'altro lato per Romano che addomestica, non riesce a calciare come voleva, para Molitierno già dall'altro lato Portuga. Serie di finte, serve Duarte, il pallonetto, il palo. Ha provato il gollasso Vinicius Duarte. Time out Feldi Eboli, anzi no, non si intendono con gli arbitri, i dirigenti della Feldi Eboli. Fatto sta che non ha richiesto time out la panchina rossoblù, quindi può riprendere il gioco da rimessa dal fondo
per i padroni di casa dopo il tentativo di Giappa Duarte. Allora Patias, Luisinho, Romano, vediamo se alza il ritmo la Fel di Eboli alla ricerca del pareggio. Recupera palla Follador. Duarte sul lungolinea per Elisandro, spalle alla porta, spinge Grello, allora fallo Fel di Eboli e time out chiesto da Fernandez mentre i giocatori ancora discutono in campo. Time out Real San Giuseppe e noi andiamo a sentire cosa dice Fernandez ai suoi. Calma, aquí, en tres en línea, ¿vale? Te pones tú aquí, Duarte. Saca él, un zurdo, saca Lisandro Caraglio. Lisandro aquí, Duarte y tú ponte aquí. Ponte aquí, los filipinos se ponen aquí y se abre para el segundo palo. Entonces, paso y piso o rol. Calma. Si ponen dos. No, seguimos lo que yo diga, carajo. Vale, si ponen dos, hacemos esta. Porque ellos tendrán uno aquí, dos, o lo parten, ¿vale? Si no, allora, uscita de presión, 3 con lui. Ok? Mister già veloce su, la palla di mano. Va bene. Non puoi sbagliare in... Abbiamo sentito Julio Fernandez dare indicazioni ai suoi per la fase soprattutto di non possesso, anche qualche indicazione per la fase offensiva. 2 minuti 7 secondi al termine del primo tempo, in vantaggio il Real San Giuseppe grazie al gol di Ciano. Riprenderà il gioco con questo calcio di punizione affidato al mancino di Elisandro. Attenzione però che alla sua sinistra in posizione centrale c'è Alex, più defilato invece è Giappa Duarte. Vediamo cosa proverà Elisandro. Calcia direttamente in porta, colpisce il palo esterno. Il signor Andolfo ha visto una deviazione, quindi sarà corner. Duarte alza per Alex, altro calcio d'angolo. Alla messa dentro, chiude Grello per la Feldi, ma la palla è ancora del Real. Alex supera Luisinho, Follador prova a girarsi Elisandro che si lascia però sfuggire il pallone. Al rilancio dal Cin non riesce a metterla giù Alessandro Patias. Esce dalla pressione con Alex il Real San Giuseppe. Follador, ancora Alex, alla fine Moliterno. ...80 secondi il duplice fischio. Elisandro, Alex
Tiene palla il Real San Giuseppe, prova l'imbucata Duarte, ribatte Luisinho ma la palla è ancora del Real. Alex prova a superare Romano, la palla però finisce in out. Patias perde palla, Portuga viene preso in controtempo, quindi non può dar seguito alla manovra il Real, che ricomincia da Moliterno. Il lancio che finisce al collega Dalcin, che per un attimo aveva perso il pallone. Gabriel Grello prova a farsi vedere Luisinho alle spalle della difesa del Real. Ecco adesso che va a prendersi il pallone, viene ostacolato un po' da Romano. Allora Grello, ci prova lui! Gabriel Grello! La puntata vincente del numero 21 della Feldi Eboli, che riporta in parità il punteggio a 18 secondi dal termine della prima frazione. Pareggia per la Feldi Gabriel Grello. Fulminante, non ha potuto nulla questa volta Francesco Moliterno, ristabilita la parità. Mentre subisce fallo Duarte, è il quinto commesso, il tabellone dice, dal Real San Giuseppe, ma c'è un errore perché il fallo è stato commesso dalla Feldi e dovrebbe essere il terzo. Infatti a discutere con il cronometrista Serratore. Il problema è il seguente: praticamente la Feldi ha commesso fallo su Duarte, è suonata la sirena per indicare il quinto fallo, solo che il tabellone segna 5 falli per la squadra ospite, che è il San Giuseppe, non la Feldi. Quindi il cronometrista, il signor Faiella, avrà sbagliato ad assegnare il fallo. Adesso discute con Caracozzi. Se non erro ha praticamente invertito le due squadre nel momento in cui andava a segnare i falli, quindi sono 5 i falli commessi dalla Feldi. Ma la panchina di casa non è d'accordo. A me sembrava che prima del fallo su Duarte fossero 3 i falli per la Feldi e 2 quelli commessi dal San Giuseppe. Vediamo come si risolverà questa situazione dopo il colloquio tra i due direttori di gara. Cinque falli quindi, secondo la terna arbitrale, commessi dalla Feldi. 9 secondi al termine, con Alex si appoggia da Elisandro che va a calciare, para Dalcin che va al rilancio, suona la sirena e finisce così la prima frazione di gioco al Palasele. 1-1 nel derby campano tra Feldi Eboli e Real San Giuseppe. Al vantaggio di Ciano ha risposto Gabriel Grello per la Feldi Eboli. Un po' di pausa anche per noi e ci risentiamo per il secondo tempo.
Rientrano in campo le squadre al Palasele per il secondo tempo del derby campano tra Feldi Eboli e Real San Giuseppe. 1-1 dopo i primi 20 minuti effettivi. Il vantaggio del Real San Giuseppe firmato dall'ex Ciano, poi il pareggio di Gabriel Grello. Feldi Eboli che con la rete di Grello è andata a segno per la 22esima partita su 22 in questo campionato. E si ricomincia con il Real San Giuseppe in possesso di palla con Elisandro. Stessi quintetti che hanno iniziato il match. Il primo corner di questa ripresa per il Real. Anzi è laterale con Giappa che la mette dentro. Non è riuscito nella deviazione Pedrigno. Adesso proprio Duarte in anticipo su Patias. Pedrigno. Duarte 2 su di lui. Romano riesce a guadagnare la rimessa laterale. Luisinho osserva il da farsi, cambia lato dove c'è Patias. Ancora Luisinho. Romano prova il ricamo per Luisinho. Ci mette il piede Pedrigno. Luisinho. Serve Patias. Però Patias non era in quella zona di campo. Quindi possesso Real. Giappa. Elisandro, controllo difficile, palla che arriva proprio a Patias che la mette al centro. La fa sua Alex che serve Duarte sul secondo palo. Elisandro riporta in vantaggio il Real San Giuseppe. Comincia bene il secondo tempo per gli ospiti con la rete di Elisandro. E vediamo con Duarte che serve una palla precisa ad Elisandro che sigla uno dei suoi gol più facili. Inizia bene il secondo tempo per il Real. Male la Feldi Eboli che si è fatta infilare in questa circostanza. Allora adesso deve di nuovo pigiare il piede sull'acceleratore la squadra di Riquer. Ci prova con questa imbucata di Luisinho intercettata da Pedrigno. Grello. Bella palla per Romano che ci prova con l'esterno destro. Non inquadra lo specchio della porta Sergio Romano che ci ha provato anche nel primo tempo con l'interno destro. Anche in quella circostanza non ha impegnato Molitierno. Laterale Real, sulla palla il capitano Giappa Duarte.
Elisandro prova l'imbucata, intercetta Patias, può ripartire la Feldi con Romano che però sceglie la via della manovra e ricomincia da Grello. Pedro recupera palla solo per un istante, prova l'imbucata Grello, ancora Pedrigno, molto attento in fase difensiva il numero 30 del Real, già dall'altro lato con la deviazione provvidenziale di Romano, palla tra le mani di Dalcin, Elisandro chiude, poi Pedro si appoggia ad Alex che prova ad alzare il ritmo improvvisamente, applaude l'iniziativa di Alex Elisandro che però aveva fatto tutt'altro movimento. Adesso imposta la Feldi Eboli con Luisinho. Grello, la pressione di Alex, Grello serve Luisinho, palla che finisce fuori. Sabapti, De Luca allontana senza fronzoli Max De Luca. Dalcin può far ricominciare i suoi, la mette giù per Tres, Moura, Luisinho, Tres, gira palla alla Feldi, calcia Luisinho, Molitierno e poi De Luca in laterale. Tres, Luisinho, altra bomba del numero 22 della Feldi che finisce però alta. Al rilancio Molitierno, Ciano ci prova con la punta volante, non sorprende però Carlos Dalcin. Ancora Feldi in avanti, buona l'imbucata di Luisinho per Patias che prova a girarsi, serve Tres, ancora da Patias, azione elaborata della Feldi, il tiro poi di Tres, blocca Molitierno. Sabapti va a prendersi il pallone tra le linee, De Luca, Ciano, rilancia male, duello aereo tra Sabapti e Patias, Moura prova a tenerla in campo, ci riesce, Dalcin, Caruso non arriva sulla palla, laterale Real San Giuseppe. Portuga prova ad alzare la pressione della Feldi Eboli, gira bene la palla il Real che sbaglia poi con Sabapti, sbaglia anche Dalcin e serve una brutta palla a Tres. Laterale Real San Giuseppe. Ciano, Sabapti, scambia con De Luca, ricomincia da Molitierno, lo sguardo in avanti e rilancio lungo, troppo lungo, direttamente tra le mani di Dalcin, prova a ripartire la Feldi, allora si fa vedere Caruso che riceve, Caruso prova il tacco per Luisinho, era buona l'idea ma è stato bravo De Luca ad intuire il tutto. Ciano porta palla, serve Portuga, finisce giù Caruso, è solissimo Ciano che riceve, rinviene Tres, Ciano tiene palla, ancora Ciano va a calciare.
Ciano finisce giù De Luca, rilancia Davide Moura, protesta da terra De Luca, avrebbe voluto un fallo, chiama la pressione dalla panchina Riquer, non vuole far giocare il Real San Giuseppe, infatti Sababti sbaglia il passaggio, allora Tres può puntare proprio Sababti, invece serve Danicino che si è proposto sul lungolinea, prova a girarsi Danicino, Molitierno, poi Caponigro, serie di deviazioni, rimessa laterale, è rimasto giù Danicino nel contrasto con Max De Luca. Doppia potenziale occasione per la Feldi con Danicino prima e Caponigro poi. Moura prova a metterla dentro, ribatte Portuga, ancora Moura, attento Portuga, ancora Moura, la alza per Tres, salva Sababti praticamente sulla linea. Danicino lotta con Sababti, ancora Danicino, serve Caponigro, vuole liberare il destro, chiuso. Grello la tocca ancora una volta per il tentativo di Caponigro, deviazione, poi Molitierno a bloccare il rilancio poi di Molitierno, ancora una volta troppo lungo. Danicino riesce a prendere posizione su Sababti. Tres vuole puntare Ciano, va a calciare col mancino, la deviazione col ginocchio di Danicino che non riesce a trovare la via della rete. Stavolta è buono il rilancio di Molitierno con Alex che va dal suo capitano Giappa. Poi Portuga prova il gioco di gambe su Tres, si porta il pallone fuori. Grello avanti per Danicino, su di lui c'è Ciano. Ancora Danicino, Grello prova a dar ritmo il 10 della Feldieboli, si rintana negli ultimi 10 metri il Real San Giuseppe che adesso recupera palla perché c'è stata una doppia deviazione con ultimo tocco di Caponigro. Il lancio di Molitierno e Portuga di testa fa 3-1 per il Real San Giuseppe. Sorpreso dal CIN perché la palla era coperta dai due giocatori Tres e Portuga. Tres non è riuscito ad intervenire su questo rilancio, c'è riuscito Portuga che l'ha messa dentro per il 3-1 del Real San Giuseppe, 16ª rete stagionale in Serie A per il numero 89. Ora Tres chiuso da Alex, c'è stato fallo, viene anche ammonito Pedro Guedes.
Si può battere questo calcio di punizione con Patias che va direttamente al tiro, colpisce Elisandro in barriera sopra il centrocampo dal Cin, che serve proprio Patias. Grello scambia con Patias, ancora dentro Grello, chiude in qualche modo la difesa del Real, prova ad andare via Pedro che guadagna la rimessa laterale. Altro corner adesso per il Real San Giuseppe, con Alex che la alza per Duarte, supera Tres, rinviene Grello. Alex prova a cambiare lato, lascia scorrere la palla a Grello. Tres, Grello, Caponigro chiude l'1-2 con Grello che si presenta tu per tu con Moliterno e non sbaglia Gabriel Grello. 3-2, doppietta per Gabriel Grello. Uno 2 lungo tra Grello e Caponigro, e Gabriel Grello fa doppietta, soprattutto rimette sotto la Feldi Eboli di una rete. Perde palla Caponigro, Alex va a calciare. Nel momento forse più buio della Feldi Eboli, questa giocata tra Grello e Caponigro improvvisa è stata una manna dal cielo per i ragazzi di Riquer. Quando siamo quasi giunti alla metà di questo secondo tempo, si è rifatta sotto la Feldi con il gol di Grello dopo quelli di Elisandro e Portuga di questo secondo tempo. Il lancio intanto di Moliterno con Caponigro che lascia scorrere il pallone. Luisinho va dall'altro lato dove riceve Grello. Patias in cabina di regia, adesso si propone in avanti, prova a servirlo Luisinho, ma c'è De Luca a chiudere. Duarte, Elisandro lascia la palla lì per Pedrinho, chiude Caponigro che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Va da Grello, si prende gli applausi della panchina Caponigro, calcia Gabriel Grello, laterale. Non evita il calcio d'angolo Moliterno, quindi corner. Feldi Eboli affidato a Grello, sicuramente il più in palla tra i rossoblù. Prova adesso a metterla forte al centro.
Ben posizionato Elisandro. Grello questa volta va fuori da Luisinho. Stasera ancora deve prendere bene le misure. Ci ha provato in più circostanze. C'è da dire che qualche volta è stato molto bravo Moliterno a dirgli di no. Tanto recupera palla Duarte, poi la riperde. Allora Dalcin guarda in avanti dove c'è Danicino, chiude Elisandro. Duarte, De Luca sul lungolinea per Ciano. Avanza Ciano, che si accontenta della rimessa laterale, mentre viene ammonito Sababti in panchina perché era pronto ad entrare e si era tolto già la casacca. Aveva già detto nel primo tempo il direttore di gara che non ammetteva i giocatori si togliessero la casacca prima di entrare. Stato di parola, ammonito Sababti, che è il secondo ammonito del match dopo Pedrigno. Romano in avanti da Danicino, non riesce a prendere posizione. De Luca, Sababti, Moliterno pressato da Romano, deve buttarla via. Danicino, Luisigno, calcia, riesce a parare Moliterno che poi urla le gambe, che il tiro di Luisigno era passato sotto le gambe di Elisandro ed era diventato molto velenoso. Luisigno, Danicino la lascia lì per Moura! La bomba di Davide Moura per il 3-3 della Feldi Eboli. Che derby, amici miei! Un missile terra-aria di Davide Moura per il 3-3 della Feldi Eboli. Non ha potuto davvero niente Moliterno, che ha potuto solo guardare il pallone insaccarsi. Ha tirato con una potenza micidiale Moura. 3-3, 8 minuti al termine. E ho la sensazione che ci saranno altre emozioni. De Luca per Alex, para Dalcin. De Luca scambia con Ciano, prova a metterla dentro, ribatte Danicino. Ancora possesso però per il Real con Moliterno, che va da Ciano, 2 su di lui, prova a tenerla Ciano, non ci riesce sul raddoppio. Moura, Danicino, Luisigno, Danicino, prova a liberarsi di Sababti, poi scarica per Luisigno e chiede il cambio. È pronto Patias, che entra proprio in questo momento. Eccolo che riceve e serve Luisigno. Ancora Patias. Moura prova a dar seguito al buon momento la Feldi Eboli con Luisigno, che punta Ciano, poi ricomincia, viene messo giù proprio da Ciano. Secondo fallo commesso dal Real San Giuseppe
in questa ripresa. Invece 0 segna la casella falli della Feldi Eboli. Il calcio di punizione per i padroni di casa, con Romano che dà indicazioni ad Alessandro Patias. Sulla palla c'è Luisigno. Luisigno la tocca per Patias che ci prova di punta e sorprende Moliterno. La ribaltata la Feldi Eboli da 3-1 a 4-3. Alessandro Patias. Abbiamo rivisto la puntata di Patias, che è passata vicinissima alle gambe di Elisandro ed ha sorpreso Moliterno per il 4-3 della Feldi Eboli. E adesso il Real è sotto, dopo che era stato in vantaggio per 3-1. Intanto ancora in avanti la Feldi sulle ali dell'entusiasmo con Moura. Entrambe le squadre arrivano da 2 vittorie. Adesso è la Feldi che è in vantaggio per la prima volta in questo derby. Serie di batti e ribatti, alla fine rimessa laterale per i giallo-blu del Real San Giuseppe. De Luca sulla palla, serie di movimenti. Alla fine De Luca praticamente la passa a Dalcin che fa ripartire Luisigno, che prova a metterla dentro col destro, ribatte Alex. Patias che con questa rete sale a 9 in campionato. Ributta in mischia Fernandez Follador, che si è visto pochissimo in questo match. Giocatore dalle qualità indiscusse, Lipe Follador, 4 volte campione d'Italia, 2 volte con la Marca, poi Luparenze ed Asti. Intanto c'è Sababti in area Feldi che protegge il calcio d'angolo. (4:57 al termine). Corner Real San Giuseppe, Pedrinho sulla palla, scambia con Sababti, poi va al tiro. E allora time out chiesto da mister Fernandez e noi andiamo a sentire cosa dice ai suoi il mister del Real San Giuseppe. Primo possesso palla. Abbiamo tempo, abbiamo 5 minuti, O sea que tranquilos. Primero giro. No, lo haces tú. Tienes aquí, Eli. Sí. Pero la primera giro, ¿ok? Atento si hay conexión.
Però con una defende uno la buona partita, Manca tanto, state tranquilli, Facciamo con fiducia. Yo no, espera, espera, entra tú aquí. Entra tú aquí en vez de Duarte, para darle un poco más de reposo. Un par de minutos. Ok, entras tú aquí. E agora facciamo? No, subito para jugar. Vamos. Abbiamo sentito le parole di Mister Fernandez che, come vedete, adesso schiera il portiere di movimento Alex in maglia blu. Ha detto ai suoi che c'è molto tempo, ed è vero, perché mancano 4 minuti e 55 secondi alla fine del match e se la gioca con il portiere di movimento il Real dopo essersi ritrovato sotto per 4-3, dopo essere stato in vantaggio per 3-1. Vediamo come gestirà il portiere di movimento la Feldi Eboli, che si difende con Tres, Grello, Luisinho e Romano. Attacca il Real con Sabapti, De Luca, Alex, Elisandro e Lipe Follador. Alex prova subito un'imbucata, colpisce però Luisinho. Telecomanda i suoi dalla panchina Fernandez. Scambiano De Luca e Alex. De Luca, difficoltà all'indietro per Alex, che però l'aveva già toccata nella sua metà campo, quindi punizione di seconda già battuta da Romano. È rientrato tra i pali Moliterno. Luisinho, Patias su due Follador. Patias prova a girarsi, va sul mancino, Patias calcia, para direttamente Sabapti, che si era ritrovato a 1 centimetro da Moliterno. Patias, Luisinho, 3 su di lui, riesce a far uscire la palla. Tres, ancora Patias a proporsi sulla lungolinea, chiama pressione Fernandez dalla panchina. Luisinho la tiene, c'è Elisandro su di lui, finisce giù Luisinho, non c'è nulla, laterale Real San Giuseppe. Rientra Alex con la maglia da portiere, eccolo che serve De Luca. Il Real passa dai piedi sapienti di Alex e lui è l'incaricato a trovare lo spazio giusto, il varco giusto. Ci prova adesso Follador, finisce fuori il suo tiro, rilancia velocemente dal CIN tra i pali, c'è Alex che riesce a far sua la palla e a riportarla nell'altra metà campo per un altro tentativo offensivo del Real. De Luca, Sabapti, De Luca, Alex, bucata per Elisandro, scarica per Sabapti, Dalcini spaccata, Follador, attenzione alle stelle con Alex che chiede più movimento a De Luca. Eccolo De Luca che va da Follador, intercetta palla a Tres, non riesce a tenerla in campo. Si arrabbia anche Fernandez con Alex, vuole più velocità.
Alex De Luca, blocco di De Luca sul Romano, lo vede l'arbitro, fischiato il fallo, si arrabbia la panchina del Real San Giuseppe, viene ammonito Follador che non ha fatto battere velocemente la Feldi. Tres, Luisinho, dal Cin, buono il rilancio preciso per Patias che però non controlla, esce Molitierno, rientra Alex, non c'è nessuno in porta, Patias per un soffio non recupera palla, attenzione però alla superiorità numerica del Real San Giuseppe. De Luca, Alex dal Cin, Elisandro va a calciare il muro eretto da Luisinho, a dire di no. Riprende il gioco con De Luca. Alex, Portuga controlla malissimo e si lascia sfuggire il pallone. Batte Tres il più lontano possibile, dove c'è però Sababti in anticipo su Patias. De Luca, Yepes, Portuga, palla in mezzo, Luisinho la mette fuori. Schiacciata adesso la Feldi Eboli, 38 secondi al termine. Alex, Sababti, palla dentro, De Luca, chiude Tres che si immola per la causa, calcia Elisandro, altra deviazione, altro corner. Tantissime emozioni in questo finale con il San Giuseppe che ci sta provando in tutti i modi, prova a resistere la Feldi Eboli a denti stretti. Portuga, murato da Grello, 15 secondi. Alex, Portuga, ancora Tres a chiudere. De Luca, Portuga, forte sul secondo palo, dove Luisinho però anticipa Elisandro che era appostato. Ora Alex, alza una palla molto brutta per De Luca, 2 secondi, 8 decimi. Dal Cin la butta il più lontano possibile. Non ha lasciato scorrere il cronometro, però non ha lasciato partire il cronometro. Il signor Faiella si deve ribattere, viene ammonito dalla panchina Pasculli. Adesso può battere dal Cin. Altissimo il suo tentativo, triplice fischio, la Feldi Eboli vince un derby bellissimo.
sotto per 3-1 la squadra di Richer, ribalta il risultato e vince 4-3, si porta a 33 punti in campionato, porta a 3 la striscia di vittorie consecutive. Tantissime emozioni, un grazie a queste due squadre, ci hanno fatto vivere momenti altissimi di futsal. Terzo tempo al centro del campo tra i protagonisti del match. Allora per questa sera è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da parte di Carmine Fine, a risentirci per la prossima gara casalinga della Fel di Eboli. Il presidente non c'era.